Anche questa notte una nostra squadra con il Proto, che è l'architetto Piana, sarà presente in Basilica e pronto a cercare di evitare il peggio. L'acqua alta si è fermata a 128 cm rispetto ai 140 previsti, è andata quindi meno peggio di come si temeva, ma per un gioiello fragile come la Basilica di San Marco i danni ci sono comunque, l'acqua è entrata lo stesso. È entrata nel nartece più che nella chiesa, l'atrio è il nartece ed è stato 70 cm ed è un pianto essere lì con i marmi bagnati, quelli che avevamo appena sostituito sono stati nuovamente bagnati dall'acqua salata, quindi è comunque un fatto grave per la città di Venezia e per la città e per la Basilica di San Marco in particolare. Il sistema di pompe messo a punto in Basilica funziona fino a maree di 85-86 cm. È servito a diminuire gli allagamenti del 70%, non è ancora abbastanza. Gli effetti dell'acqua alta non si vedono subito, ma sono estremamente gravi. I mattoni si imbevono di acqua salata, poi quando si asciuga l'acqua evapora ma il sale rimane, è come un concentratore di sali. Se di fronte c'è un marmo, questo sale rischia di passare al marmo e quindi corrode fisicamente e porta delle disgregazioni dei marmi. L'acqua oltretutto attraverso i mattoni che sono porosi sale anche per capillarità e può arrivare fino sopra dove sugli intonaci sono appoggiati i mosaici. L'impegno per preservare un patrimonio storico e artistico di livello mondiale c'è, ma occorre che tutti contribuiscano, non solo a Venezia. L'appello al governo senz'altro perché concluda le cose che stava facendo e che aveva dichiarato di fare e anche magari ci aiuti a noi per aiutarci nei restauri che dobbiamo fare.